partendo dagli assunti di Papa Francesco, lo scopo che mi sono prefissato è quello di convincere il lettore che di fronte all'ingiustizia, all'abisso del male, anche i sentimenti di rabbia e vendetta non siano la soluzione, che il crimine non si argini attraverso l'inasprimento delle pene, secondo una logica retributiva e restitutoria, ma attraverso l'educazione e la prevenzione. L'idea del libro nasce da un'esperienza processuale. Ho difeso una persona che era stata accusata di un reato piuttosto grave, si trovava in carcere in regime di custodia cautelare. Nella sala degli incontri tra detenuto e avvocato è nata e maturata nel corso del tempo, nel corso dei vari colloqui, una riflessione. Cioè mi sono chiesto se questa persona, quando anche fosse stata colpevole, avesse il diritto di redimersi, di espiare la sua colpa. E allora, a partire da questa riflessione, io credo che la pena in quest'ottica debba essere vista come uno strumento di assunzione di responsabilità da parte del reo, e che debba avere lo scopo di ricucire la frattura che col crimine si è venuta a creare tra il reo e la società, in maniera tale che attraverso la pena il reo, espiando la sua colpa, possa anche sorgere una nuova vita, possa cambiare, possa maturare ed essere effettivamente reinserito nella società, così come prevede anche la nostra stessa Costituzione. Il libro è pensato per una platea di lettori ben precisa, cioè mi riferisco a quelle persone che sbrigativamente di fronte a un reato più o meno grave ritengano che il colpevole debba essere sottoposto magari a dei trattamenti inumani, degradanti, che la pena non debba mai finire. Vorrei che questo libro in queste persone possa aprire uno squarcio nelle loro certezze e insinuare il dubbio che forse le cose debbano andare diversamente e che la funzione della punizione non è quella identificabile nella loro interpretazione, ma può essere anche diversa. Mistero, processo e trascendenza. Il grande giurista sardo del Novecento Salvatore Satta, autore oltre che di numerose pubblicazioni scientifiche di diritto processuale, de Il giorno del giudizio, romanzo affermatosi tra il grande pubblico dopo la morte dello scrittore, in una conferenza tenuta a Messina intitolata Il mistero del processo, sostenne che il processo e le norme che lo governano non bastano da sole a soddisfare il bisogno di giustizia che alberga nel cuore e nella coscienza degli uomini.